ya arrivas. No, ma questo è da Sky, Fabio. No, beh, no, il letto. No, questo mi è sempre piaciuto da matti. Però quello che io dico sempre, tanto c'è il cielo, fa un po' più salire. Ah no, ci si sta. Ma tu sì? Sì, io ma sono alto niente, perché la mia idea era che i piedi, aspetta che io dormo così, eccolo là, i piedi vado fuori. Ma le ponte sta Eccolo qua. là. Eh sì, ho sempre avuto, cioè non cambia che, guarda che figata. No, come camera da letto, cioè, è fantastica sta roba. Bella alta, cioè, gli armadietti relativamente comodi, perché per prendere la roba devi montare sopra il letto. Cioè può sembrare bello, ma in realtà Secondo me non è questo qua si proprio. alza anche, sai. Sì, sì, può essere. Può essere che sta parte qua curva, visto che il materasso è diviso, si alza e l'armadio sotto. Quello c'era l'armadio. Vabbè sì. Sotto. Sì, sì. È troppo. C'è un sa? Ah no, Portarobe. Sì, sì, in legno un po' scuro, tipo a casa di mia nonna. Con tutto il rispetto per i gusti di mia nonna, insomma, però. Anche il bagno, to? Il bagno. Anche al bagno? Doccia, il bagno alla parte. Ah, doccia una parte, doccia. Vabbè, ma dove cavolo ti metti? Questa qua si chiude il soffietto. Il bagnai? Devi togliere il tavolo. Sì, ma anche se lo togli i piedi, possono qua fare, sì, è robusto. Beh, intanto qua vabbè, cioè devi stare Sopra, sull'altro gradino puoi salire anche, no? Avete visto un qua? altro. Si aprono. Sì, ma dopo guarda l'altezza, cioè qua, questo mettilo in alto qua, qua ti arriva il soffione, cioè no, è un casino questo. Sì, veramente. E poi c'è sto rialzamento qua. Guarda che quella lì va tolta per fare la sì, doccia. ma qua è rialzato. Recuperi è rialzato. perché ti siedi, recuperi 4 centimetri. Non lo so. Mi dà un senso di claustrofobia. Forse quello serve magari La per... doccia qua, cioè, no. Via, sono già claustrofobico. Io non mi dispiace anche che ha un buon living. È claustrofobizzante, anche il bagnetto, guarda il bagnetto. C'è uno che Tac. spesso No, chiudiamo la porta. Ah, guarda che separi, hai visto? Caffè, privacy. Tac, ecco qua. Allora, permesso, cioè già per... guarda, per girarmi tocco qua, aiuto. Guardate. Qua è robusto, insomma. Sediamoci così piuttosto. Aspetta, che non lo uso. Occupato? Vabbè, non siamo qua per criticare, però giustamente uno che parlava un camper dice quello che vede. No, anche il passaggio qua stretto. Per me è claustrofobizzante sta roba. Pensa a mangiare e bere picchiato, quindi questo è Ah beh sì, a te ti interessa sul gradinetto. Però, e qua? Aspetta, forse si sposta. E qua che si... Ah, qua si gli hanno resti. Ma c'è qualcos'altro? un secchetto. No, non mi piace neanche un po'. Ovviamente è un parere assolutamente personale. Non si può allungare. Oplai, eccoci qua. Ah, sedili Quanti stiamo durissimi. dunque? Uno di là. 1, 2, 3 molto stretti, 4, 5, 6 persone. Sì, non di più. Beh, qua è molto stretti. Beh, tanto stretto Sì, qua, sì, se che a perché mangiare, te che a finire. 5. No, beh, infatti, Sì. no, Devi mangiare e c'è come fetto. Però perché devi... no, perché effettivamente qua c'è il coso, quindi uno non può neanche sedersi No, col culo qua esatto. perché non mette la Però gamba. un posto guida quello, c'è un posto passeggero, quindi in teoria si alza un po' una seduta. O questa si toglie, o va via con le gambe appoggiate qua. Due schienali se dovessero. No, non capiamo. Cioè, di 4 teste non se ne fa una, ragazzi. Comunque tu usi un'oretta che letto là, mi passeria. Dove? Quale? Spaziale. Ah, quello là? Sì. Anche con due. Forma sì. Ma io Due geishe. ho visto come che ho fatto l'apertura. Io sto quello qua. Ah, Cioè tu ciapi quando dei e questo te che deve essere forte. Però vedi sempre gavoni stupidini, tipo anche quelli di Pullman, che non sono dritti, sono storti, per di più storti. La parte stretta è sotto, la parte alta è sopra, il che rende inutile. Per agevolare l'uscita quando sei seduto. No. In teoria. Ma fallo già stretto là direttamente, cioè, hai capito? Ci sta meno roba. Ma sta meno roba cosa, scusa un attimo, vedi che tanto non ha secondi ripiani o altro, quindi non ha senso che vada così, quindi o vai così o vai dritto.
Cioè non ha senso che tu hai più profondità nella parte superiore. No, certo, magari da un po' degli... Cioè o metti i vasi di fiori e allora sai i fiori fanno quella forma, no? Che si allargano verso l'alto, ma se no... Fiori che tutti. Ma non so, ma non ha senso, non ha senso. Io del male. Mi odio ste robe qua. Sì, non va bocciato, via. No, bocciava via, basta. Sì, siamo sempre nell'Elnag. Sì, però devi tirare sul letto per montare la bici. Hai capito? No, questo proprio è l'esatto opposto del camper per me. Alzi il letto qua. Adesso andiamo a vedere questo rapido, senza l'accento, scusami, 696F. Invece che questa mia, no? No, il discorso del letto come l'altro. Sì, bisogna alzarlo. Beh, oppure la butti desvaccata. Aspetta che andiamo a vedere. Permesso. Cioè, è molto luminoso, è molto carino. Cioè, per quanto possa essere con un po' questo stile montagnetta moderno, comunque ti dà quella bella impressione di casa, di accoglienza. No, è veramente bellissimo questo, dai. Sì. Per quanto possono esserci dettagli che assimilano proprio odia, tipo sti tipi di lampadine, capito? Però no, guarda, è a letto, no, dai, bello, è a letto quello che abbiamo visto prima. È bellissimo questo, ragazzi. L'unica cosa, vedi, io non capisco perché non gli ha messo un bel finestrone anche là. Porca miseria. Bello, vero Andrea? Guarda, anche questo con la porta addirittura che si chiude. Porca miseria, per le coppie con figli quando vogliono ciulare in tutta tranquillità hanno anche la serratura. E la doccia però non mi va bene. Posso immaginare che c'è la ruota, ma non capisco perché fanno quei rialzamenti. Cioè, non lo so. Cioè, è vero, per carità, dopo non ci stavi come altezza, per carità, di necessità virtù, per carità. Nessuno ha problema là. Sì, hai poco spazio per girarti, hai capito? Ok. Ma in ogni caso no, questo è veramente bellissimo. Cosa Bello, dice il signor Andrea? Bello. Cazzo, Sì. questo legnetto chiaro, mi fa molto segatura, tocca. Tanto... D'altronde per mantenere costi e peso purtroppo sono tutti così. Purtroppo cosa sono ste robe qua? Ah, dei tappeti di legno che gli hanno messo qua. Però no, bello ragazzi. Dai. Guarda, hai anche il gradino per salire. Cosa? Sì, cazzo. No, è fantastico. Non sto a fare strane idee. No, è tanto figo. bello. Sì, con l'oblò sopra. Devono farlo molto più grande l'oblò. Però vabbè. Sì, qualche piccolo accorgimento, ma sì. Profondissimo. Sì, è bello, vedi? Boia. Sì. Guarda che grande che è, che sta al mondo. Sì, molto bello, sicuramente poi anche qua sotto come l'altro invece no. Però sta roba si estende. Aspetta che ho paura a mi tirar leve. Gira. No, sì, gira e tira. Aspetta perché se lo spacchiamo abbiamo anche i video, cioè ci vengono a prendere a casa dopo. Dobbiamo spingere, tirare. Vabbè, c'è una leva che tu la giri. Ok. Ecco, per chiuderlo, vedi, guarda, si piega così, tipo il letto dell'ospedale dove era stato Singano quella volta che aveva le tonsille. Figata. No, bello cazzo, bello. 100.000 euro. Così dicono. Dopo trattarli. Vicino a 100.000. Dai, Io avevo visto sta roba qua di cartone, bellissima, ma 89. 89, no, Poi, hai capito cos'è il gradino della doccia? La passaruota. lo so, sì, ho detto è passaruota, però sì, perché vai malissimo. Guarda Marco come è costretto a lavarsi. Anche il punto fa più alto, ma come Se tu sei? metti qua, sbatto la testa, non è che difatti. veniva qua la doccia qui sopra. No, so. Cioè, sembra cacchiate, per carità, dopo per chi ci va in vacanza ovviamente è assolutamente ininfluente, ma se uno deve prendersi ste robe per viverci ci trova un disastro di difetti e per me quello è un grandissimo difetto. Bagnetto estremamente claustrofobico, ma io magari vivendo da solo andrei in bagno con la porta aperta e quindi va benissimo, perché vedi, va benissimo, perfetto, eccellente. Diciamo che voto 10 al designer che ha fatto questo camper, veramente bravo, fantasioso e sapeva dove mettere le cose al posto giusto, veramente. Se ti metti qua, ti fai 2,5, chiudi il telefono. Ah sì, e te bagni tutto per terra? Ma sì, te gana bottoghina. Vabbè, soluzione è la bazzinella. No ragazzo, design 10 e lode, sì, stupendo. 600.000 euro. Mi ha fatto di quegli effetti di luce, di quei colori che è stupendo. E il piano cucina mi piace perché vedi qua hai dello spazio, il lavandino
è microscopico, non mi ci sta neanche una pentola, però resta che è stupendo, poco da dire. Sì, no, sì, semi-integrale, non mi ricordo se avevamo detto il modello, questo era il 696F, 160 cavalli, cambio automatico, no, non mi piace il cambio automatico. Però è 696. Ad occhio 7 metri, 7 metri più o meno, sì. scarsi, sì, no. Eccolo! Oh, baby, understand.